L'operativa complessa di cardiologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, diretta dal dottor Carlo Cernetti e situata nella nuova cittadella della salute, è un riferimento nazionale per la diagnosi, il trattamento e la cura delle patologie cardiovascolari. Centro all'avanguardia, unisce competenze specialistiche e tecnologie innovative per offrire la migliore assistenza ai pazienti. Questa è la cittadella della salute, il nuovo ospedale Cafoncello di Treviso, all'interno del quale si trova la struttura della cardiologia articolata nella sua terapia intensiva, nell'emodinamica interventistica, nel reparto e nel centro cardiologico, che è il nostro punto dove si fanno le prime diagnosi. Siamo un team che è composto da 24 professionisti che ho l'onere e l'onore di guidare. Collaborazione e multidisciplinarietà consentono cure complete ed efficaci. Tutti gli interventi che facciamo alle coronarie, alle valvole, alle carotidi, vascolari, nascono però dalla collaborazione stretta con le strutture chirurgiche di cardiochirurgia, di chirurgia vascolare diretta dal dottor Galeazzi e, ripeto, della cardiochirurgia del dottor Minniti. La salute del cuore è un bene prezioso da proteggere, prestando attenzione a ogni segnale che può indicare un disturbo. In genere è un dolore che non avete mai sentito in precedenza. La sua caratteristica è di essere oppressivo, di avere un'irradiazione all'interno della cassa toracica. È molto interno, è molto irradiato alla base del collo, si irradia lungo le spalle o addirittura può arrivare alle braccia, all'avambraccio o ai polsi. Se sentite un dolore con queste caratteristiche è intuitivo che è meglio fare un passaggio da noi in più che uno in meno. Fondamentale chiamare tempestivamente i soccorsi per attivare subito le cure necessarie. L'accesso in pronto soccorso deve essere fatto attraverso la chiamata al 118, non con mezzi propri, perché il 118 e quindi il servizio di urgenza medica può occuparsi subito sul posto delle prime cure e può trasmetterci anche direttamente l'elettrocardiogramma in cardiologia, quindi lo vediamo direttamente per poter poi fare un accesso veloce e una presa in cura immediata del paziente. Ecco che prendersi cura del nostro cuore è un gesto quotidiano fatto di attenzione costante e scelte consapevoli. Non eccedere nell'alimentazione, mantenere un peso corporeo entro i limiti, attività fisica, che vuol dire semplicemente una camminata per un'ora, possibilmente tutti i giorni o almeno 3 volte a settimana, e poi chiaramente l'abolizione, se c'è, del fumo di sigaretta, il meticoloso controllo della pressione arteriosa. Quindi lo stile di vita e la prevenzione restano fondamentali per evitare che non ci vediamo qui dentro in acuto, di notte o nel weekend, ma che ci possiamo vedere fuori in fase ancora di prevenzione nell'ambulatorio. La prevenzione è il primo alleato della salute del cuore, anche grazie all'eccellenza del reparto di cardiologia di Treviso.